Come coordinatore di queste nostre pagine cordiali avrei l'obbligo di fare la rituale presentazione di colei che oggi ci intratterrà, però me ne dispenso per un buon numero di ragioni. La prima è che Patrizia Valduga è amplissimamente conosciuta e apprezzata quale poetessa che sa esprimere con la medesima intensità le passioni più ardenti e gli affetti più delicati. La seconda ragione è che lei è una vecchia amica dell'Istituto Veneto, dove abbiamo avuto occasione di ascoltarla e ammirarla più volte nelle sue presentazioni, evocazioni di grandi figure della poesia italiana del secolo appena trascorso e come impareggiabile lettrice dei loro versi. La terza ragione, un po' più pedestre, è che nel sito dell'Istituto Veneto vi è un articolato profilo di Patrizia Valduga e da domani le migliaia di uditori virtuali, non qui presenti come voi, potranno vedere l'intera registrazione dell'evento che ci disponiamo così a vivere. Devo dire che in alcune conversazioni che ho avuto, conversazioni in cui io sono stato così la spalla, diciamo, con Patrizia Valduga, ciò che mi ha meravigliato sono state le sue predilezioni per alcuni poeti che oggi non è quasi di buon gusto dichiarar di amare e che invece noi amiamo. E fra questi, appunto, poeti come Giovanni Prati, per esempio, Aleardo Aleardi, Tommaseo, ecco, Tommaseo di più, ma ho citato l'Aleardi perché un po' nelle nostre attuali inclinazioni della critica letteraria sono messi lì tutti in un fascio. E invece oggi avremo modo, non dico lo spero, lo dico sono certo, avremo modo di comprendere quale sia l'alta levatura di Giovanni Prati attraverso la evocazione del poeta e attraverso la lettura dei suoi versi. Evocazione non intendo che siamo qui col tavolino a tre gambe, no, intendo dire che lo avremo presente nelle parole. Ma Pastore Stocchi, se non ci riesco a dimostrare l'alta levatura... diciamolo alla fine. Ecco, allora, se non saremo convinti non applaudiremo. Ecco, intanto però procuriamoci la materia del contendere ed ascoltiamo Patrizia Valduga, a cui do senz'altro la parola. Io ringrazio tantissimo il Pastore Stocchi e Bruni e anche Giovanna Palandri naturalmente di avermi invitata, perché io credevo di avere Prati in casa, avendo l'edizione la terza e quella Salani e poi un'altra Edmene Garda. E mi sono accorta, purtroppo mi avete invitato all'ultimo momento, non me l'avete detto con grande anticipo, insomma, con un anticipo, avrei avuto bisogno di un anno di anticipo, studiare a Prati per un anno. E mi sono subito procurata i 5 volumi di Guigoni, perché non ce li avevo. E mi sono procurata anche solo Iside. Quindi io di Psiche non ho letto tutti i 600 sonetti, ne ho letti un 450, 460. Non sono preparatissima e anche dei 5 volumi non ho letto tutti il quinto che è i canti politici. Non ho fatto in tempo perché ve ne accorgerete quando dico queste cose. Insomma, mi sono accorta che non avevo Prati e quindi l'ho quasi riscoperto una seconda volta.
Pascoli è diventato molto più piccolo. In fondo Pascoli che cos'ha di nuovo rispetto a Prati? Secondo me il Novenario è molta agricoltura, nient'altro. La prima volta che ho incontrato Prati, ve lo racconto, ho sempre sofferto di monofobia, paura di stare sola, io sono una povera psicopatica e ero andata a Firenze con Raboni però proseguiva, non mi ricordo se per Palermo o così, e io tornavo a Milano da sola, avevo 3 ore e mezzo allora, no, erano insomma, più di 3 ore allora. E allora ho pregato Luigi Baldacci, sono andata con il registratore, un piccolo registratore portatile, ho pregato Luigi Baldacci di leggermi dei poeti che amava, senza chiedere, quelli che amava, che io avrei sentito la sua voce tutto il viaggio e mi sarei tranquillizzata, non avrei avuto attacchi di panico. Allora appena salgo a Firenze, così parte il treno, metto su, riconosco dei lirici del Cinquecento e poi a un certo punto parte, faceva confusione col registratore, torto, sentivano tanti rumori, spegneva probabilmente ogni poesia, un disastro di registrazione. Ma mentre i lirici del Cinquecento li ha letti con una voce normale, Prati deve averlo letto la mattina presto, con la voce roca di chi si alza e così, e parte con questa poesia che io ho imparato a memoria, arrivata a Milano già la sapevo a memoria, ma non sapevo di chi fosse. Allora gli ho telefonato e mi ha detto: ma è Giovanni Prati, Patrizia, neanche, che vergogna. Insomma, appena ho sentito quella voce, potrei dire come ha detto Nietzsche quando ha trovato da un buchinista le memorie del sottosuolo. Il richiamo del sangue si è fatto sentire. È dall'88 che io amo Prati. Bene, adesso cominciamo col dire questo. Baldacci quindi è il mio punto di riferimento. Se voi guardate quello che ha scritto, poche cose che ha scritto, io ho l'intervento del convegno dell'84 e poi ci sono i lirici dell'Ottocento, nient'altro, ma dice che Prati con Aleardi ha fatto della poesia italiana una poesia europea. Poi anticipazioni che vengono dette come c'è un certo gusto, oppure fa pensare, oppure anticipa, oppure introduce. Vi dico che cosa anticipa, introduce, fa pensare, eccetera. Gusto conviviale di Pascoli, il Pascoli dei versi latini, perché anche Prati ha scritto in latino, anticipazioni di certe esperienze pascoliane, poi ha influenzato Bettelloni, ha influenzato L'Aleardi, ha influenzato Carducci, non se ne parla, ma soprattutto è l'ultimo Prati che secondo Baldacci ha influito sul Pascoli conviviale. Io cercherò di dimostrarvi con quel che ho potuto fare che è il primo Prati ancora più importante, il primo. E io il primo l'ho scoperto grazie al volume del 75. Ho trovato l'edizione del 75. Ecco, detto questo, qualche giudizio sui contemporanei. Credo che nessun poeta sia stato così maltrattato, insultato, calunniato, vilipeso, è stato persino picchiato. È arrivato come quest'uomo, francamente bellissimo, perché i poeti nell'Ottocento erano sparuti, esili, sofferenti. Lui era alto, più di 1,80 m, prestantissimo, sano, vabbè, sì, gli usciva sangue dal petto, ma
ha fumato il sigaro tutta la vita, non era gravissimo. Sano, intelligente, occhi chiarissimi, un lieve strabismo. E naturalmente ha fatto impazzire tutte le donne e credo che ne abbia conquistate tantissime. Se sfogliamo le poesie dedicate alle donne, vive e morte, fanciulle o vecchie, mio Dio, ce n'è un'infinità. Sì, Prati ha scritto tanto, ma cosa c'entra? Adesso perché uno scrive tanto è più piccolo di quelli che scrivono poco? Ma questo dopo. Allora, per farvi un esempio, che la sua comparsa è stata come uno tsunami e ha cambiato. Dove arrivava lui succedeva sempre qualche cosa. Per dirvi le reazioni, Felice Romani nel 1843 scrive una cosa di questo tipo. Pensate a quanta cattiveria. Vendé a Venezia la sua moglie Prati. All'ospizio gettò degli orfanelli i figli. Or, sendo i carmi svergognati, che da vendergli resta i suoi fratelli. Lui si è arrabbiato al punto tale che deve essere successo qualcosa di molto grave, perché era a Torino e gli hanno tolto un'onorificenza che gli avevano appena dato e l'hanno bandito dalla città. È stato in prigione con il Manin a Venezia, bandito da Venezia, cacciato. Il Maffei l'ha definito il più stolto e arrogante animale che calpestasse le strade di Milano. Poi però si è pentito perché è andato a trovarlo anche a Roma. Ci sono delle tracce. Guerrazzi lo fa cacciare da Firenze. E cosa ha scritto al Granduca? Venditore della moglie, come aveva scritto Felice Romani. Accusato averle poi propinato il veleno, prima l'ha venduta, poi l'ha avvelenata. Cacciato via da Torino e Venezia a vergogna, frecciatore di mestiere e per di più torbido commettitore di scandali, reputato agente straniero. Hanno detto anche sì che era un agente straniero e che era pagato da una spia. Allora, della moglie hanno detto che appunto che l'ha uccisa di botte, che l'ha avvelenata e anche che mentre era agonizzante lui era a festeggiare, ballava e sgozzovigliava vestito da arlecchino. Allora, io non credo che le due siano umanamente possibili, avendo letto il poeta. La terza è possibile, sì. Poi, Tommaseo. Allora, stufa di leggere in una biografia, Prati era mite, Prati era un isterico, Prati era così, in tutti i modi, ho detto, vediamo qualcuno che mi piace, che stimo, che sono sensibile, che cosa diceva. Sono andata a vedere il diario del Tommaseo, ci sono due cose piccolissime. Il 16 maggio del 45 leggo i 9 canti del Prati, non poeta perché non sente, ma organo di poesia unico, organo di poesia. 2 giugno 46. Viene il Prati e mi porta il suo canto di Vittore Pisani, mirabile al solito per la franchezza dei numeri. I numeri, li chiamava così. Compiango l'uomo, ammiro il dono di Dio. Ma sentite, ma i letterati lo lacerano con tanto affettato disprezzo che pare rabbiosa stima. E qui io lo abbraccio, perché Tommaseo aveva capito, c'era troppo rancore, troppo risentimento. E la prova di questo, che ha ragione Tommaseo, è che quando lui scrive tra il 57 e il 58 per 2 riviste che sono Il Mondo Letterario e Il Gabinetto di Lettura, dei versi con lo pseudonimo di Aulo Ruffo, che cosa hanno detto? Ecco nato chi caccerà il Prati di nido, ecco novità che non offende le leggi eterne del bello, ecco il fare squisito dei classici. E corsero fin da una signora a cui il poeta era caro per questa gioiosa annunziazione, se non che
seppero poi che Aulo Rufo era proprio al Prati e se ne morsero le mani. Questo l'ho trovato citato da Antonio Resta nell'edizione dell'Edmenegarda che è uscita adesso da Salani. È appena uscita un'edizione dell'Edmenegarda. Francamente, io non avrei fatto l'Edmenegarda potendo fare un Prati, perché quella si trova sia nell'edizione Salani che... La prova, Tommaseo ha detto, non poeta, perché non sente. Dio lo perdoni. A parte che, vabbè, Dio lo perdoni e noi gli dimostriamo che Prati, se non altro, se dobbiamo credere a Leo Spitzer che dice chiunque abbia pensato fortemente e fortemente sentito ha introdotto innovazioni nella sua lingua. Vi dico le innovazioni che ho trovato io non avendo letto tutto Prati. Sentite che meraviglia questo primo verso di un sonetto del 58. Per febbraio crudel che sin dicembra. Fa venire in mente il Raboni che dice nella luce che già un po' sin settembra. Per febbraio crudel che sin dicembra. Vi dico le date, non le poesie, insomma. Ecco Singiglia il margine d'ogni remota riva. Questo Singiglia gliel'ha preso Aleardi e poi gliel'ha preso anche Carducci. Una raggiante lacrima negli occhi suoi s'invena nelle ballate. Nel Battaglia Prati non c'è quasi praticamente, questo s'invena c'è solo Graff. E poi dice, non dir ch'io m'inquaresimo. Bello questo m'inquaresimo, lo userò. Esiste solo non riflessivo usato da Fulvio Testi. E poi c'è una spoglia che ormai si trasmatura, neanche questo è riportato nel Battaglia, questo è in Psiche. E poi usa un in sempra, che è dantesco, ma lui con Dante ha una tale libertà. È il poeta più libero anche dalle invidie, dalle meschinità che io abbia incontrato. E amava talmente Dante che si permette di cominciare un sonetto così: lo scendere e il salir per le mie scale, e poi va avanti. E poi arriviamo al punto Manzoni. Voi sapete che io amo Manzoni, lo sapete, io so a memoria la Pentecoste, lo stimo molto. Però che cosa ha detto lui di Prati? Giocando anche sul nome, e questo non gli fa onore: fieno e fiori. Non fiori e fieno, vi faccio notare. Fieno e fiori. Prati, fieno e fiori. Ecco. Io adesso vi dico, senti chi parla. Ora, vi sembra giusto, vi sembra sensato che il canone dell'Ottocento sia fatto da Foscolo, Manzoni e Leopardi? Vi sembra sensato? Tre che sono grandi per le prose che hanno fatto, che hanno una manciata di versi. Allora, partiamo da Leopardi e lo liquidiamo subito. Allora, Leopardi ha scritto prendendo un po' da Monti, parecchio da Monti, e molto più da petrarchisti che da Petrarca, ha messo su un pugno di cose deformi, nient'altro. Per carità, alti pensieri, ma formalmente, dal punto di vista del suono, del ritmo, di quello che è suono e di quella cosa, di quella unione di suono e di senso che deve essere la poesia, deformi.
il giovane favoloso, a 39 anni, il giovane favoloso. A 39 anni Pascoli era un vecchio maleodorante. Ma noi viviamo di queste menzogne, viviamo di queste fanfaluche. Se pensiamo che è appena morto uno dei più grandi scrittori del mondo, Umberto Eco. Uno scrittore? Umberto Eco? Poveri noi. Poi, Foscolo, guarda, anche lui mi è simpatico, quella specie di scimmia pazza e lussuriosa. Mi è simpatico Foscolo. Trovo che i Sepolcri siano una grande poesia, sì, bella, però francamente, quante cose ha scritto? Ha scritto i Sepolcri, un po' di Grazie, dei sonetti, così, ma sembrano versi d'occasione. Casca l'amica e scrive poi si sta, due cose, l'amica che casca e l'amica che guarisce. Allora mi sono detta, però Patrizia, ci sono le tragedie, vai a vederle, perché allora, se non mi sbaglio, una comincia Dempi rimorsi, si apre il sipario, Dempi rimorsi. I rimorsi possono essere empi, mi sono chiesta io, e sono passata alla seconda tragedia. Come comincia la seconda tragedia? Ite. Io sono passata alla terza tragedia, che comincia con fuggi, e sono fuggita da Foscolo. L'ho preso in parola. Manzoni. Io vi confesso adesso, diciamo, ve lo confesso. Ogni volta che io la recito la Pentecoste c'è un momento in cui arrivo, mi viene proprio un imbarazzo, che cerco di vincere con l'amore, quando devo dire donne cui desta il subito balzar del pondo ascoso. Sentite, non è fieno questo? Allora, se noi dovessimo usare il fieno e i fiori, anche per loro, ma loro sono del canone, sono intoccabili, non ci sarebbe anche lì molto fieno e pochi fiori? Ma oltretutto, mentre con i cosi possiamo fare, tirar fuori un po' di fieno da certi versi d'occasione, certo di prati, ma noi facciamo un fienile con Manzoni e con Leopardi, facciamo anche un lettamaio se volete, eh? Ecco. Adesso che nessuno abbia dichiarato i propri debiti con Prati è una cosa anche che mi fa un po' tristezza, perché lui non era così, lui era generoso. Se guardate la cosa che scrive, ha scritto sempre introduzioni a tutti i suoi libri, come Pascoli, molto diverse ad ogni modo. Mi ero stupita di vedere le introduzioni di Pascoli, non sapevo, perché le faceva anche Prati le introduzioni. E se vedete le introduzioni, lui dice che non c'è una grande letteratura patriottica, politica, ma che però, e cita Petrarca, Manzoni, Petrarca, Foscolo, Manzoni e Berchet, cita. Ma insomma, perché nessuno lo cita mai? Che non l'abbia fatto quel porco trombone di Carducci, lo capiamo, ma che non l'abbia fatto il sensibile, il tenerello Pascoli, veramente mi fa stare male, e Pascoli mi diventa sempre più piccolo. Adesso, per andare avanti rispetto al lavoro di Baldacci, insomma, le cose che diceva Baldacci, che l'ultimo Pascoli, lui amava Psiche, Iside, Azzarellina, eccetera. E io invece mi sono innamorata anche del primo, e vedendo il primo mi sono venute in mente delle cose di Pascoli, ve le sottopongo in gran fretta.
C'è una poesia nei canti lirici, che è praticamente il primo libro dopo l'Edmenegarda, perché il fatto è anche questo, che quest'uomo bellissimo che arriva, pubblica un libro, il libro ha un successo strepitoso, al punto che succedono insurrezioni nei seminari, in un seminario perché non gli fanno leggere l'Edmenegarda i seminaristi. Il successo che ha avuto poi lo ha reso veramente molto in vista e ha frequentato i salotti, andava ad alto livello, lui frequentava Cavour, è andato da Napoleone III a perorare la causa dell'annessione al Trentino. Insomma, era veramente, capisco che era in una posizione di grande potere, di grande prestigio, ma non ha mai avuto quello che voleva lui, la stima di chi stimava. Ecco, quindi il primo libro dopo l'Edmenegarda sono i canti lirici. E c'è una poesia che dice: a Genova varcando di notte i gioghi alla volta della città. È una poesia stranissima, perché parte raccontando che è notte, è la carrozza, i cavalli, guarda un po' la natura, gli arriva un pipistrello sul cappello, in faccia, e poi immagina di vedere apparire i Fieschi, poi un altro personaggio del Risorgimento, così eccetera, e poi addirittura Cristoforo Colombo che conforta la città, ecco. E poi naturalmente si torna al paese suo, ai ricordi, i ricordi familiari e dell'adolescenza, dell'infanzia. Allora, io ho in questa poesia, che non c'entra niente con la cavalla storna, che non è nei conviviali, naturalmente è nei canti di Castelvecchio. Sentite: il cocchio a stento la via guadagna, fonda la notte nella montagna. Sì, naturalmente questi sono doppi quinari, mentre nella torre il silenzio era già alto, sono degli endecasillabi. Il cocchio a stento la via guadagna, fonda la notte nella montagna. Di là, nella torre il silenzio era già alto, sussurravano i pioppi del Rio Salto. Però questi sussurravano i pioppi del Rio Salto, c'è il Mastro Piero che è dopo, ma certo non è l'ultimo Prati, il Prati di mezzo, diciamo, sonavan l'acque di Fontebranda. Beh, bello, Sonavan l'acque di Fontebranda, sussurravano i pioppi del Rio Salto. Poi c'è pallida stella, lui vede un lumicino che poi è come una di notte, appunto, pallida stella che poi si perde. Sentite, quel pianto grande che poi riposa, quel gran dolore che poi non duole. Queste sono le ciaramelle. Non so, ho sbagliato, ma poi torno alla cavalla. Quando un'ora si piange e poi si scorda, dice in nome di mio fratello Giuseppe, mi spuntò il pianto sotto al sorriso, dice invece a Genova varcando la... In Mirice troviamo un sorriso, mi sembra ora quel pianto. Rivedo i luoghi dove ho già sorriso, o come lacrimoso quel sorriso. Insomma, pianto, sorriso, è di Prati e non di Pascoli. Quanto silenzio per i muticalli, torniamo nella torre, il silenzio era giallo, rotto dall'ugna dei due cavalli. La paglia non battea con l'unghie vuote, lui dice unghie nella cavalla, però nelle mnemoni dei conviviali dice proprio l'ugne del tuo gran centauro. Che a fiutar l'aria del bruno sito levan le nari con un nitrito. Sono alto un nitrito e alla fine fine verso, anche il nitrito a fine verso. E poi sentite, c'è Colombo che dice Facor ti disse a Genova, se a casa omerto di tante glorie fugge il tuo serto, ma
rattenerlo sulle tue chiome, a rattenerlo sulle tue chiome, basta il mio nome, 2 volte. E di là, da Pascoli, ti voglio dire un nome, disse un nome, 2 volte nome. E poi alla fine c'è la madre mesta, va bene, madre mesta è Foscolo, però c'è la madre mesta che chiude, e chiude così la poesia di Prati. Pur riguardando nel cor mi scese un desio mesto del mio paese, più che le antenne delle tue navi, nella memoria mi fur soavi le conosciute mie verdi piante, dov'io sorrisi poeta e amante, più che al tuo mare pensar mi piacque, alle romite fuggevoli acque, che in mezzo ai fiori di un picciol prato bagnan la casa dov'io son nato, dove la mesta madre diletta da molto tempo so che mi aspetta. Bello, eh? Qui abbiamo la mesta verso mia madre che dicea più mesta, e invece le romite fuggevoli acque, in Mirice troviamo piange la romita culla dei fonti, sempre acque romite. Nei canti lirici c'è un fiore, quando apriva il grembo molle dalle mistiche corolle, si cova dentro l'urna molle, segreta molle. Questa poesia si intitola Campagnoli sapienti, eccolo qua. D'ora in poi lo chiameremo così il Pascoli, un campagnolo sapiente. Sull'ape alla rosa, e la formica porta il cibo del verno alla sua cella, vicinissime ape cella, un'ape tardiva sussurro trovando già prese le celle. Canti per il popolo, madre, perché quella piccola croce in capo della via? Figlio, sii forte, non alzar la voce, di su l'Ave Maria. Pascoli, in tutto ritorna. No, il sogno della Vergine. Da lungi squillò solitaria la voce dell'Ave Maria. Non alzar la voce di l'Ave Maria, la voce dell'Ave Maria. In tutto ritorna, se sapeste, e i bimbi, se sapeste, anche se sapeste, ma insomma. Poi, baciando i ricci della testa bionda, poi ho trovato Mastro Piero del 58, dico del 58 perché non so dove è uscito, perché i volumi di Prati avrebbero dovuto essere della cosa Guigoni, dell'edizione Guigoni, 10, ne sono usciti solo 5. Ma dove sono le altre 10? Cosa ci doveva mettere dentro? È tutto sparso. Persino io ho un inedito di Prati. Vi rendete conto? Due amici che mi volevano bene mi hanno regalato. Uno è stato Paolo Volponi, un altro Mario Morini, un regista, per cui ho tradotto Beckett e altre cose, e mi ha regalato, ho delle quartine scritte per una certa Luigia Branca. Insomma, Prati ha scritto, se incontrava me le scriveva pure a me, ma nel Salotto Maffei improvvisava dei sonetti perfetti che venivano trascritti velocemente, e poi, va bene, ho trovato in Mastro Piero Tin 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 di Mastro Piero, dal ripiano il bronzo squilla, ma nell'opera vive intero, e quel suono non avvertì, tin tin tin, ma è tutto in dardo, tin 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 3 volte, più petulante, poi tac tac tac, che gioco è questo? Beh, in The Armless Gun dei Canti di Calzavecchio c'è sia tin tin che tac tac. Psiche è un sonetto dall'omonima raccolta. Te chiamo, Psiche, tu mi danzi in giro. Nei poemetti di Psiche
di Pascoli, che sono solo fieno, tutto fieno rispetto a Prati. Sentite, nella bella casa d'argilla, o psiche, e vi sfaccendi dentro. Sentite, te chiamo psiche e tu mi danzi in giro. D'argilla o psiche e vi sfaccendi dentro. Lui dice, tu farfalletta di sidere e tempre, per dove passi un'ombra passa, non più che d'ali di farfalla. Questa. C'è un sonetto che si intitola Tarocco, e questo verso: e pagar l'uom che in 4 assi ci serra. Bismarck, odi e inni. Oh no, qui, comincia così. Oh no, quieto non lo pensare, tra le 4 assi l'uom della guerra. Ma c'era anche i 4 chiodi. Prima dei 4 assi, i 4 chiodi sulla cassa ai morti. Chi batte i 4 chiodi sulla cassa ai morti? Non gliel'ha preso, strano. Gli ha preso solo i 4 assi. I 4 chiodi non se l'è sentita, il tenerello. Alba da Psiche. Il cardellino in cima al gelso trilla. Al giocondo lavor sparsa è la villa, sui bruni solchi, pei declivi a festa, stoppia in mirice, pei nudi solchi trilla trilla il grillo, lucciole vanno per i solchi bruni. Qui ci sono trilla e bruni solchi bruni. Condannato a morte, canti per il popolo. Sommessamente s'aprono le porte, questa è la morte. Troviamo in Mirice, questa è la morte, e nei poemi conviviali la morte è questa variante. O cari morti, il bronzo squillo, o cari morti, ai cieli novi io spero, trasfigurato salirò con voi. Oh, non ricordano i morti, cari suoi morti, e chi portava i cari morti fuori, anche i cari morti. E questo dei nuovi canti, ecco una voce che risuona or tanto nella memoria mia, ecco una voce che è parola e canto. A cosa vi fa pensare? C'è una voce nella mia vita. Persino di cielo in cielo. Io c'è un sonetto in cui c'è questo verso: di cielo in cielo stendi i tuoi voli. Ho detto, che bello, di cielo in cielo. Niente che gliel'ha preso? Sì. La vertigine, nuovi poemetti. Di cielo, invano e sempre Dio. Pascoli. Poi che dormire accanto ai morti, lasciamo stare, splende la luna sul camposanto, splendeano sopra il camposanto oscuro, c'è un fanciullo smarrito, si intitola così, dimmi in grazia un fanciullo per le selve hai tu scontrato, eccetera. E io cercavo un fanciullo smarrito. Il sogno dell'alba è un morto che viene a baciare una ragazza, esattamente come il bacio del morto in Mirice. Si intitola il 29 marzo l'anniversario della data della morte della moglie, si intitola il 10 agosto l'anniversario, anche le date. Insomma, se proprio volete, ho scoperto anche questa cazzata assoluta. C'è una ballata che si intitola Marinella. E ci sono questi 2 versi: la donna che mi è morta, 7 notti alla mia porta. Persino De André è andato a pigliarsi il Prati per farsi venire un'idea.
Mentre c'è un verso stupendo nell'anniversario di Curtatone, mentre la luna naviga sopra questo gliel'ha preso Massimo Ranieri, non so se in una poesia o in una canzone, ho trovato in internet queste cose che ho trovato divertente. No, Marinella me ne sono accorta io. Allora, abbiamo detto politicamente monarchico e antidemocratico, lo è stato tutta la vita, fin da piccolo, ma esagitato e passionale come un rivoluzionario, senza aggressività ma con scatti d'ira terribili, cattolico ma anche con un senso quasi panteistico, lussurioso ma idealizzatore della donna, innamorato della vita che parla sempre della morte, innamorato dei moderni come degli antichi, uno che agogna la stima delle persone che stima, però non ascolta per niente i loro consigli, che agognava la gloria postuma. Pensate che nell'introduzione alle passeggiate solitarie dice: quel desiderio acutissimo che mi tormenta di vivere nella ricordanza dei posteri, ma non ha neanche la pazienza di dare un ordine decente alle sue cose, perché se voi guardate quei 5 volumi sembrano fatti da un pazzo, da un ubriaco. Ha preso i canti lirici, i canti per il popolo, eccetera, è arrivato fino a una certa data alla mia saccoccia, e poi ci ha aggiunto una poesia del 55 che si intitola La mia valigia. Ma Prati, ma perché ci metti lì la mia valigia vicino alla saccoccia? E poi a mettere insieme dei temi, insomma, non gliene fregava niente, non aveva la pazienza di fare queste cose. Infatti, nella poesia Al mio futuro biografo ha scritto: biografo, non darmi nota di spirito altero, gli inemendati carmi lascio emendarli a te. Si divertiva anche, non aveva voglia. Allora, è come però se rimanesse come qualcosa di misterioso in lui, tanto che qualcuno, più di uno, si è chiesto ma è savio o è pazzo? È come se ci sfuggisse, e io ho fatto questa ipotesi che ci sfugge a volte perché è troppo in evidenza, è tutto davanti a noi. Non ha nascosto niente, ha raccontato tutto, questo organo di poesia, ha messo in versi belli, quasi tutti belli e sonori, e di una naturalezza non facili, naturali, di una naturalezza straordinaria, di una sconvolgente, incandescente. Rispetto, voglio dire, alla fatica, allo stentato che si sente nella triade del canone italiano. Quando ci penso, dobbiamo fare qualcosa, voi che avete potere. Buona questa. Allora, siccome Prati non si riesce a vederlo perché è tutto davanti a noi, l'unico modo che ho per farvelo conoscere un po' meglio è di citarvi gli autoritratti, lì dove parla un po' di sé. Allora, nella poesia I poeti e i suoi pensieri, grandi linguaggi ha il core, pensoso accetta il giubilo, lieto il dolor riceve, e risonante e lieve dov'è chiamato ei va. Ecco, l'estrema libertà l'estrema libertà di seguire la vita. Ero un innamorato della vita.
tutto dal serpe all'angelo, mi leva intorno un canto, tutto ugualmente, tutto dal serpe all'angelo, mi leva intorno un coro, tutto ugualmente adoro, dal filo d'erba al sol. Come per l'alto un zefiro si passerà dal mondo. Che bella questa cosa. Però lui purtroppo non è passato come un zefiro, è passato come uno tsunami, appunto. Però, nonostante appunto abbia vissuto in ambienti anche aristocratici ad altissimo livello, non è mai stato ricco, credetemi, e non ha mai cambiato nulla di sé, non un atomo, è sempre stato, non si è mai lasciato influenzare. Re di me stesso e a me giudice e norma, e a beffe e applausi volterò le spalle, sinché morte mi cangi in sepoltura, seppur basti la morte a cangiar tempre. Neanche la morte potrebbe cambiare il suo carattere. E tutta la vita l'ha vissuta innamoratamente. Questo avverbio gliel'ha preso Carducci e gliel'ha preso anche Pascoli. No, D'Annunzio. Pascoli no. Innamoratamente. Poveretto. Come la luce e l'aere nell'ampio firmamento, io dappertutto o libera fiamma d'amor ti sento. Un amore che naturalmente era anche per la parola. In me dai sensi all'anima passa un divin linguaggio che unisce il fior col turbine, che mesce l'ombra al raggio. E qui come non pensare al poeta, divina è la parola, un divin linguaggio. A me talor l'oceano, povera stilla appare, talor nell'umil goccio la sento diffuso al mare. E qui sembra quasi che precorra nell'umil goccio, quando in incantesimo immagina che una maga lo rende piccolissimo, piccolissimo, più piccolo di una formica. Ecco, è sempre lui, sia quando vorrebbe possedere l'intero mondo, che quando si diventa piccolo, piccolo, piccolo. Ha amato come quaggiù non s'ama. La donna, t'amo siccome l'ara dove fanciul pregai, come la prima e cara vittoria in gioventù. No, alle tue braccia io palpito, come a promessa antica, t'amo bambina e vergine, madre e sorella e amica. T'amo siccome l'ara dove fanciul pregai, va bene. E del poeta dice, egli amerà col palpito di un'inesausta brama, solo, superbo e tacito, come quaggiù non s'ama. No, avrei dovuto nascere verso il 1830, non me lo sarei lasciato scappare il braccio. Ha amato al punto che questo amore doveva durare anche nella morte e dopo la morte. Questa febbre d'amor che nel profondo agita la natura e fa materno ad ogni punto e in ogni parte il mondo. Questa febbre d'amor vestirà l'ossa fin dell'ultima morte. Ah, non eterno esser debbe il mio sogno in poca fossa. E nascono per amore anche i versi più polemici, più caustici, più beffardi, quelli in cui naturalmente, non avendo nascosto nulla, avendo raccontato tutto quello che gli succedeva, in cui si difende da quelle accuse atroci o
o da altri, o da giudizi troppo ingiusti. E pensate a un Mevio, i miei Mevi, quante poesie in cui dice come è trattato. Ma anche questa è una forma di amore per la verità. E questo amore non perde intensità perché si sparpaglia le donne, la politica, la natura. No, rimane intensissimo. Spero soltanto che con senso umano talun di me favelli, io sto cercando di farlo, goda di conversar col mio dolor vestito in abito diverso, ma mio pur sempre, e in me riverberato dal vario lacrimar dell'universo, talché il mio nome non andrà lodato per la dolcezza del leggiadro verso, ma forse per quell'aura ond'egli è nato. Questo scrive nel 44. E nel 76, dopo 32 anni, è quest'aura d'amor ciò che mi resta. Quest'aura d'amore c'è, la si sente in ogni suo verso e riesce a trasformare in amore persino l'assenza di amore, se può scrivere una malinconia che sembra amore. Perché, dice in Psiche, miracoloso è veramente amore. E quindi quel titolo che ho dato in fretta, scegliendo a caso un verso tra quelli che avevo segnato, è giusto perché è per profondo miracolo d'amore che i suoi versi sono così naturali e prodigiosamente naturali. È per profondo miracolo d'amore che la morte diventa quasi erotismo e questa vena di erotismo perpetua che c'è in tutta la sua opera non si spegne neanche dentro la fossa, anzi all'ultimo suo sprizzo vitale. È per profondo miracolo d'amore che ha potuto coprire sbagliato, far passare appunto come uno zefiro tutto quello che ha veduto, pensato e quindi parlato dallo zar delle Russie al suo calzolaio, oppure Petrarca, Lucrezio, Tasso, la sua veste da camera, il suo sigaro, cos'altro ancora ho scritto, il suo orologio, la sua valigia. Per profondo miracolo d'amore, anche se vecchio, malato, triste e deluso, è sempre rimasto un adolescente re della speranza, come si era definito da giovane, un re della speranza. È sempre adolescente. In me l'infanzia e la vecchiezza ancora si baciano col bacio della morte. C'è in una lettera Seneca scrive a Lucilio: aduc enim non pueritia sed quod est gravius puerilitas remanet. In prati c'è la puerizia, certo, in pascoli c'è la puerilità. Prati non è mai puerile. È entusiasta, aggressivo, esibizionista, narciso, impaziente, ma mai puerile. Nelle passeggiate solitarie del 44, ecco il poeta, fantolin sublime, che rapito sull'ala delle sonanti rime, nel canto l'affannata anima esala. Ecco, abbiamo già anche il fanciullino. Son verdi sempre del poeta gli anni, più che ad altri aprile, a noi prodiga fiori il nostro verno. Era qualcosa di
sovrumano. La morte, ecco, questa cosa qui non lo so se è giusta, ve la do come un'ipotesi. Siccome lui ha seppellito 2 figli e poi la moglie, a 26 anni aveva già 3 morti seppelliti e tornano sempre. Il giovane Baldacci, ai tempi degli scrittori Ricciardi, aveva parlato della sua ritornante follia funerea, il suo delirio di morte. Invece io ho fatto l'ipotesi che Prati amava troppo la vita, vivere, scherzare, godere di tutti i piaceri. Non poteva essere, non ci vedevo un delirio di morte, una follia funerea. Secondo me invece la morte non è il represso che torna fuori, è la repressione. Lui si quasi per vergogna di dimenticarseli i suoi morti o di volerseli dimenticare, li evocava. Oppure nei momenti in cui, troppo prostrato dalle invidie e dalla cattiveria degli uomini, si consolava con questo pensiero, ridimensionava queste cose pensando alla morte e all'eternità. Oppure anche forse nei rari momenti ci saranno stati in cui non era innamorato e allora la morte veniva a fargli compagnia. Ma non penso assolutamente e mi dà ragione lui medesimo, perché ha scritto in un sonetto: quest'amaro che passa a quando nel breve carme non fu mia natura. Quindi ho ragione, giusto? Poi invecchiando, un tema che ritorna nelle ultime raccolte è quello del sonno, del dormire. Lui che non stava mai fermo, che era irrequietissimo, che amava cavalcare di notte. E c'è per esempio una poesia che finisce: dormir come che sia piace a chi dorme. Il mondo è in piena norma, volgian dunque la testa e si ridorma. Poi dolorosa stanchezza addormentarmi. Però, nonostante questi momenti così di malinconia, eccetera, e nei momenti in cui la morte gli diceva: dai, ricordati anche di quei poveri morti che anche lui si divertiva, gli piaceva divertirsi. Vi leggo dalla mia cronaca di poeta alcune cose. Allor destai dei pallidi fantasmi la famiglia e l'antro dei romantici muggì di maraviglia. Più avanti, senza sentir più redine, senza voler più freno, corsi a Milan col rotolo di Edmenegarda in seno e a ricercarmi mossi, manzoni, il torti, il grossi, e assunto al tabernacolo fissai la Trinità. Senti, se non è simpatico uno così. Oppure questa si intitola Finisce il mondo a Costanzo Gazzera. Briaca o debete, forse precipita l'umanità. Dunque, mio Gazzera, fumiamo il sigaro, fra cegli e brindisi passiamo l'età. Ma briaca o debete? È il caso di domandarcelo anche oggi. Sentite come comincia la mia valigia, quella che ha messo alla fine del primo volume, che si ferma agli anni 40. Ai retori partanto il mio cervel balzano, e di quest'oggi il canto sarà bizzarro e strano. La valigia dice che
la sua valigia cara che ha forma di una bara. E Fatica Ercole qui imita un poeta che scrive, un poeta che sta scrivendo una cosa e che comincia, no? Ve ne leggo dei pezzettini, è lunga. Te canterò. Cominciano dal caso accusativo, tutti miglior che in vertice stanno al Pierio clivo. Te canterò, mia libera terra, sospiro antico, mia libera, che dico se geme in servitù. Te canterò, mia povera Italia abbandonata, te che all'allor sei nata e or hai le malve al crin. Dissi le malve, un nugolo d'antipatie mi sveglio, per tempra di vocabolo spine saria pur meglio. Così, salito al Golgota, toglie le spine a Cristo, e doloroso e tristo ne fregia Italia al fin. Nei casi e monologhi di un topo, usciti col nome di Aulo Rufo, de non cangiarti né in poeta né in re né in giornalista, tre miserie del mondo. Sentite cosa ha scritto per il centenario del Petrarca, presumo 1874, finite tutti i festeggiamenti. Con vario cicalio, secondo l'uso, i nipotini ha risvegliato il nonno. Messer Francesco, il centenario è chiuso. Scusate il tedio e ripigliate il sonno. E poi, vecchio, non ha tanti soldi, volevano farlo senatore. Riesce a trattenersi dal pigliare in giro il primo ministro? No! E fa questo sonetto. Marco Minghetti si era sposato con una donna più giovane, di nome Laura, e lui poteva diventare senatore, invece gli scrive. Siccome Minghetti era un abile cacciatore, appassionato cacciatore. Andò Marco alla caccia e con le fisse pupille un augellin prese di mira. Ma Laura impietosita a Marco disse: perché tiri all'uccel che a te non tira? Abbiamo una testimonianza di Panzacchi, che è stato, io non sapevo neanche chi fosse Panzacchi, ho studiato tanto, non puoi immaginare quanto. Panzacchi è amico di Carducci, 5 anni più giovane di Carducci, quindi un bel po' di più di 26, di Prati, e gli è stato vicino fino alla fine, quindi voglio bene a Panzacchi. E racconta che prima di questo che vi dico, pensate, era veramente un uomo buono, senza invidie, senza libero e anche forse troppo sincero. Questo è un guaio delle volte, e non aveva capito che Carducci l'aveva fatto fuori ormai, non aveva capito. Lui ha rifiutato la cattedra nel 60, poteva diventare cattedratico, non l'ha voluta, ci si è messo il Carducci in cattedra a Bologna, l'ha rifiutata lui e ha chiesto al Panzacchi notizie di Carducci e lo ha elogiato. Oh, Dio! Allora, racconta a Panzacchi: credi tu che Marco Minghetti, quello dell'uccello, m'abbia perdonato certi miei scherzi in rima? Io voltai la cosa in ridere ed egli rientrò nel suo mutismo. Mi accorsi che respirava con una certa fatica e anche notai che non masticava come era solito il suo sigaro spento. Quando fummo giunti a casa, egli, che era montato sul gradino della porta, mi posò una mano sulla spalla e disse: senti Panzacchi,
la vecchiaia è triste, io ti auguro di morire prima. E si staccò in fretta, allontanandosi per l'andito semibuio. Io gli gridai dietro, dorma bene, commendatore, e lo intesi rispondermi, muori. Ecco, adesso vi leggo un po' di frasi. Confidenze da giovanette. Perché serbi quell'abito sgualcito? Perché il mio amore un nembo ne ha baciato e anch'io lo bacio nello stesso sito e son sicura di non far peccato e lo bacio ogni sera, ogni mattina come fosse un'immagine divina e con più amor di quando fanciulletta baciavo la Madonna Benedetta. Taci, se lo sapesse il confessore, direbbe che non è te col Signore. Lo sa che gliel'ho detto e quel buon vecchio rispose che è men male amar quest'uno che andar come fai tu sempre allo specchio, rider con tutti e non amar nessuno. Questi sono dialoghi dalla raccolta Canti del Popolo, io li trovo bellissimi, semplici, è una lingua umana, non quella della triade. Taci, tua madre ha fatto la sgualdrina e tuo padre l'ho visto alla berlina. Arrossite per Dio, genti inumane, contro chi penò tanto a darvi il pane, e forse per quel pan da voi mangiato son caduti in quell'orrendo stato. Rispettate quei due poveri morti, tornate alla concordia e al lavoro. Fratel, quel vecchio non ha tutti i torti, dammi la mano e preghiam Dio per loro. Figlia, che hai che tra gioconda e mesta, lì dentro al cuore ti si ingroppa il pianto. Madre, sull'alba una leggera pesta ho sentito e qualcun farmisi accanto. Egli era certo l'amor mio venuto dalla sua sepoltura a ritrovarmi. Qui dentro agli occhi lo sentii baciarmi. Girai la testa e più non l'ho veduto. Povera figlia mia, t'inganni, sai, ero io che venni all'alba e ti baciai. Madre, vuoi seppellirmi e ben mi priva dei cari sogni che mi tengon viva. Questa è l'ultima della serie dei Canti per il Popolo. Fanciulla, che fai qui sulla porta, guardando da lontan per quella via? Ah, se sapeste, quando la fu morta, l'han portata di là la madre mia. M'ha detto che di là debbe tornare, e son qui da 4 anni ad aspettare. Ah, povera fanciulla, tu non sai che i morti al mondo non ritornan mai. Tornano al vaso i fiorellini miei, tornan le stelle, tornerà anche lei. Cosa ne pensate di queste? Che io non le conoscevo. A una rondine, questo è un sonetto da Memorie e lacrime 44, quello era del 43. Ha fatto 2 libri, 43-44, ma grossi. O rondinella, con sì mesto grido, perché saluti quelle grondi care, dove appendesti il piccioletto al nido? Ah, tu rivarchi, peregrina il mare, i tuoi dolci ritorni ad aspettare, io qui rimango sul materno lido, e quando il fior d'intra le nevi appare, di rivederti
affetti, o cara, io mi confido. Volge il terz'anno da un veron natio, così la salutai. Lor verdi chiome rifecero 3 volte gli arboscei, e dal tetto natal lunge son io. E la certa è tornata, e chissà come di me si piange tra mia madre e lei. Da passeggiate solitarie. Dovunque io mova, sospirando gli occhi, spopolata è la terra e l'aer greve. Stride il passo infido e a larghi fiocchi casca la neve. Quanta bellezza sotto lei si perde di musiche, di raggi e di colori. Ahi come langue sulla terra il verde, languono i cuori. Fuggito è dalle labbra il dolce riso, si volgon l'ore desolate e corte, pallido e senza lume è il paradiso, come la morte. Io qui raccolta in solitaria cella, al crepitar di 4 tizi ardenti, io penso i giorni dell'età più bella, gioiti e spenti, e dalla ricordante anima oppressa sale il pianto negli occhi a poco, sinché tutto è silenzio, anch'egli cessa d'ardere il fuoco. Oh, torni a noi la primavera e il sole, la stagione dei sorrisi e della gioia, coronati di rose e di viole, almen si muoia. Notate, vero, tutti i metri diversi? Questa era una strofa saffica. Adesso passiamo al ottonario. No, settenari. Questo è l'anniversario di Curtatone. Ve lo leggo perché è l'anniversario di Curtatone, risultato tra i più felici e originali di tutta la lirica del Risorgimento. Di questi versi si ricordò probabilmente la Leardi nel suo triste dramma, il motivo dei diversi popoli europei accomunati nelle guerre di indipendenza contro l'Austria, poi cantato dalla Leardi, soprattutto nei 7 soldati. Il Carducci dovette imparare a dare ampiezza e dignità inusitata al settenario, da qui, che non è più il settenario pariniano né quello manzoniano. Fatto miracoli col settenario qui. Qui 2 cose strane. Sono andata a vedere la battaglia di Curtatone e non so niente del Risorgimento italiano. Curtatone è Montanara, vicino a Mantova. Però lui parla dell'Adige, le visioni avvengono lì all'Adige, cioè dalle parti del Trentino. E c'è chi fa la guardia, che a sua volta probabilmente una persona a cui fanno la guardia. Viene da un luogo dove si fanno la guardia anche ai suoi parenti, ai suoi cari. Quando la fredda luna sul largo Adice pende e i lor defunti l'Itale, madri, sognando van, un corruscar di sciabole, un biancheggiar di tende, un moto di fantasimi copre il funereo pian. E via per l'aria bruna sorge un clamor di festa. Lugne su noi passarono dei barbari corsier. Viva la bella Italia, orgnan di fior la testa, o vincitori o martiri, bello è per lei cader. E chi, evitato il nero tartaro, ancor respira, abbia in retaggio il libero pensier di chi morì. Come di sangue provoca, messe di brandi e d'ira,
Fatevi adulti, o pargoli, per vendicarci un dì. Il guardian straniero dall'aude rocche ascolta e le canzoni insolite lo stringono di gel, e il pian mirando il torbido stuol degli spettri in volta pensa alle patrie roveri e al nordico suo ciel. Esclama anch'ei, di meste, larve simili e piena, pur la mia landa ungarica o il mio boemo suol, e a me che schiavo indocile veglio l'altrui catena, pace la vara tenebra nega e letizia il sol. O falco che da queste turrite rupi inarchi l'ali alla fuga intendere potessi il mio desir, ma se pur tanto d'aere sino al mio ciel tu varchi, di ai figli miei che aborrano in servitù perir. Così in vari modi canta chi vinse e giacque, ma in un medesmo palpito arde il medesmo ver, mentre la luna naviga sovra il cristal dell'acque e giù nel pian si sperdono gli spettri dei guerrier. O benedetti e prodi di Curtaton salute, o della bella Ausonia gigli defunti al crin, nella region degli angeli, anime conosciute, voi ben saliste a un secolo senz'ombra e senza fin. Pur di colà guardando sulle natie contrade, dove il cimier del barbaro sinistramente appar, certo aspettate il folgore di più felici spade che allegri i morti e vendichi l'Alpe avvilita e il mar. Deh, questo arrivi e quando più gloriosa e forte rivoli ai 7 popoli dal ciel la libertà, scordata allor la lugubre canzone della morte, l'inno guerrier di Gerico, l'arpa dei bardi avrà. Psiche, qui siamo già nel 76. Te che romita nel pensier mi scerni, nel pensier che è mia gloria e mio martiro, e di te lo sigilli e mi governi, sì che tutta ti sento in ciò ch'io miro, te del velato Olimpo eco e sospiro, raggio sull'ombra dei pensosi averni, te chiamo, o psiche, e tu mi danzi in giro, mormoratrice degli arcani eterni. Col fiorir delle grandi attiche fole, tu, farfalletta di sidere e tempre, nascesti e pria che nata eri già viva. Or vien meco a veder qui sotto al sole lo andar del tutto e ti ricorda sempre che il mondo alla speranza è poca riva. Fumano i campi, la rugiada stilla sull'erba nova, il cheto aere si desta al sol che spunta e con la letta in resta il cardellino in cima al gelso trilla. Al giocondo lavor sparse la villa sui bruni solchi, pei declivi a festa saltan le capre in seno alla foresta, l'allegria della caccia il corno squilla. Questa è vita davvero, questo è divino elemento di forza all'uman petto, aria, luce, tripudio, opera intorno. E noi, civico vulgo ogni mattino, fatica insigne, ci leviam dal letto, pallidi spettri,
ad invecchiar di un giorno. Contemporaneo e postero son gente, dicono, d'alto bordo e che ci vede. E il primo è spesso un mariuol che mente e l'altro un ciuco che gli presta fede. Batte la morte, dicono, al potente maniero e al casolar con equo piede, ma il mortorio si fa diversamente ai duo raccolti da diversa sede. Il ver, dicono, alberga in Camposanto, e io non ho letto mai come sull'urna tante vane bugie sparse di pianto. Raggio è la gloria, dicono, che splende sul sasso ai morti, o lucciola notturna, come altero esser dee chi in man ti prende. Parlar coi vivi, or corrucciato, or mesto, piagner l'ora del tempo che è fugace, favellar coi sepolti e chieder pace fuor del ringhioso secolo molesto. Ora in me racchettarmi, or dell'audace spirito il vario furor far manifesto, schiavo e prence di me, libero in questo di sovente schernir quel che altrui piace. Esser uno pur sempre e parer mille, per le mille sembianze in chi m'affiso e a cui tento donar forma e parola. Questo non so ben dir se studio o fola, da mover altri a reverenza o a riso, so che lograno l'alma e le pupille. Questo sonetto mi fa venire in mente quel passo del Macbeth in cui Macbeth chiede al medico se ha una cosa che gli faccia dimenticare tutto quello che ha combinato, che cancelli dalla memoria, e i fantasmi, eccetera. Perché, se non sbaglio, dice physician, have you, eccetera. Lui comincia, fisico arguto, hai tu radica o foglia, per salvar me dalle incresciose forme che mi investon talor l'atrio e la soglia, pace togliendo al mio pensier che dorme. I morti intorno a me sfilano a torme, veggio strane figure in strana spoglia, odo strane favelle e invesco l'orme nel bieco mondo che da me germoglia. Simulacri di sfingi, ombre di belve mi contendono i varchi ed io fo guerra con fochi e torri ed incantate selve. E nella luna per fuggir m'avvento e a vol mi lancio sulla madre terra, ma sempre me coi miei fantasmi io sento. Con questo sonetto si chiude il libro fatto di sonetti, cominciato con Psiche, che vi ho detto a memoria. Per il lepido riso fatuo pianto, se del mondo dei vivi è poco degno, questo mio libro è il breve ultimo canto, a te, fabbro di feretri, consegno. Con brune fasce per funereo manto, corcalo in bara d'odorato legno, ne se in gleba sinistro in loco santo tu lo nasconda, avrò letizia o sdegno. Pur se una brama che mi punge al core vuoi ch'io t'esprima al pallido volume, da per sepolcro un cespuglietto in fiore, e allor chissà che sulle frondi amiche io talor non riveggia il bianco lume delle stelle danzar l'ombra di Psiche.
invece da Iside, chiudo con la poesia che so a memoria, che ho imparato a memoria in treno da Firenze a Milano nell'88. Doppio quinario. L'ultimo sogno. Una scopata dentro la bara, dentro la fossa. Mentr'io degli astri notturno amante, nei lumi eterni cerco la sorte, con l'aurea sfera sul mio quadrante, cammina il tempo verso la morte, cammina sempre, ne cangia moto, cammina e batte nell'oriuol, batte la marcia verso l'ignoto, dal sole all'ombra, dall'ombra al sol. Marciam, soldati dell'ora breve, marciam che gli astri cadendo vanno, e giù dai monti porta la neve, il freddo vento che chiude l'anno. Marciam, soldati, marciamo a squadre, la nostra bruna fossa a ghermir, dove son chiuse l'ossa del padre, quelle dei figli debbon dormir. Mandan le rute con le verbene, pallida vampa, pallido fumo, rime funeste, rime serene, qui vi depongo, qui vi consumo. Addio di gloria, stupendo nome, addio, soave spettro d'amor, sento che casca dalle mie chiome l'ultimo lauro, l'ultimo fior. Però corcarmi da te diviso non posso, oh cara, né tu lo puoi. Voglio inondato sentirmi il viso dalle tue chiome, dagli occhi tuoi. La tenue sfera non cessa un punto sul mio quadrante di circolar. Corcati, o cara, che il tempo è giunto, nelle tue braccia voglio sognar. Sognar le verdi mie primavere, sognar le feste del mio villaggio, l'irte mie balze, le mie riviere, e dei tepenti miei soli il raggio, sognar la vita, sognar la fama, sognar la dolce mia libertà. Con te la fossa, mia bella dama, letto di fiori mi sembrerà. Se a noi d'intorno la neve fiocca e tu gelata sarai domani, col molle soffio della mia bocca scalderò il gelo delle tue mani. Corcati, o cara, prendi il tuo loco, folte son l'ombre ma non temer, portato a me con lampada e foco, perch'io ti voglio sempre veder. Povera amica, le tue palpebre, come l'orrendo sonno affatica, come nell'ossa tarde la febbre, o come tremi, povera amica. Prendi coraggio, fatti più presso, dimmi che m'ami, che mia sei tu. Gran Dio, l'ardente bacio promesso, sulla mia bocca non sento più. Ben sulla volta di questa fossa sento che il negro salmo si canta, giù giù filtrate cascar sull'ossa, sento le gocce dell'acqua santa. Ma tu ti svegli, ma tu rinasci, ma tu sei bella, ma dal tuo crin spira un profumo come se a fasci bruciasse il nardo col bel giuin. Vai come splende sul nostro tetto con lo smeraldo misto al zaffiro, che drappo d'oro ci copre il letto, che molle fluvio di rose in giro.
dea circondata di tristi larve, no, l'amorosa morte non è. Sentire il cielo mai non mi parve, come in quest'ora vicino a te. L'organo echeggia, s'alzan gli spenti, portan le faci con gli incensieri, candide insegne s'aprono i venti, ci fan corona bimbi e guerrieri. Mia dolce stinta, prendi l'anello, guarda che festa d'angioli è qui, l'ultimo sogno dentro l'avello è il più bel sogno dei nostri dì. Andava bene. Vuole sapere se è andata bene. Veramente ha detto che era poco preparato. Quasi mi vergogno di pronunziare queste prosaiche parole dopo le parole alte che abbiamo ascoltato. Abbiamo imparato molto. Molto abbiamo da riflettere. Personalmente appena a casa stasera mi prenderò i 2 volumi dell'edizione La Terza e riprenderò il mio rapporto così efficacemente propiziato con Prati. Però devo dire che abbiamo imparato una cosa. Credo non sia un plurale maiestatis questo, e nemmeno un pluralis modestie, questo abbiamo. E intendo dire noi professori. A un certo punto Patrizia Valduga ha detto: ma fate qualcosa voi professori, voi che avete il potere. Bene, abbiamo imparato una cosa, che forse bisognerebbe essere meno professori per capirci qualcosa nella poesia. E ne abbiamo avuto così un esempio e un monito proprio questa sera. Quindi io sarei ben felice di rinunziare a questo fantomatico potere e a questa modesta qualifica di professore per poter capire qualcosa della poesia nel modo in cui la capisce Patrizia Valduga. Grazie.